Il sindaco Brugnaro contro il limite dei 7 minuti per la sosta in aeroporto. I vigili non faranno alcuna multa, annuncia, e la giunta comunale ricorre contro il provvedimento. Giovane rapinatore inseguito dai cittadini dopo aver preso di mira un anziano non vedente a Mestre è stato arrestato da 2 finanzieri attirati dalle grida. Dura presa di posizione dell'Ordine degli Avvocati di Venezia contro il blocco della prescrizione dopo il primo grado di giudizio voluto dal ministro della Giustizia pentastellato Alfonso Bonafede. Sentenza nei confronti dell'ex docente del liceo Marco Polo per i post contro migranti e musulmani. La procura aveva chiesto una condanna a 15 mesi. Stop alla concessione di plateatici a Venezia da parte degli uffici comunali. Ogni nuovo permesso da oggi dovrà essere espressamente autorizzato dalla Giunta. Anche Confindustria Venezia si è attivata per dare il proprio contributo alle popolazioni venete colpite dal maltempo. Il presidente Marinese, fatti concreti. Basket, altra vittoria per l'Umana Reyer in Champions League. Gli Aurogranate spugnano Bonn con il risultato finale di 84-94. Buonasera e ben ritrovati con le notizie da Venezia e provincia. Il sindaco Brugnaro dunque contro il limite dei 7 minuti per la sosta in aeroporto. I vigili non faranno alcuna multa, annuncia il primo cittadino, e la giunta comunale ricorre contro il provvedimento. Il Comune di Venezia ha presentato ricorso al TAR contro l'ordinanza di ENAC che impone i 7 minuti massimi di permanenza all'interno dell'area aeroportuale, a eccezione dei parcheggi a pagamento. Il provvedimento, spiega il sindaco Luigi Brugnaro, prevedeva una convenzione con il Comune. Alla polizia locale sarebbe toccato fare le multe basandosi sui riscontri delle telecamere dell'aeroporto. Io non l'ho firmato ancora perché ritengo che dobbiamo risolvere il problema in maniera più complessiva. Per il momento quindi, precisa il primo cittadino, chi dovesse violare l'ordinanza non sarà multato. Non sono le multe perché non avendo nessun accordo non abbiamo firmato nessuna convenzione, loro registreranno le cose ma non ci sono le multe, per cui la gente non è il caso che venga ancora a Tessera, insomma, a intasare anche il traffico urbano di Tessera. L'attuale situazione va rivista, sostiene Brugnaro, perché la combinazione tra l'ordinanza di ENAC e le tariffe dei parcheggi di Save crea disagi all'utenza e riversa sull'abitato di Tessera un traffico non sostenibile. Dopo i 10 minuti che uno può restare nel parcheggio gratuito, scatta subito una tariffa di 6,50 €, a noi sembra particolarmente gravosa. Il senso di questo ricorso non è dunque quello di una prova di forza, puntualizza il sindaco, ma di fermarsi un momento per poter discutere tra enti e trovare insieme una soluzione complessiva per quell'area, tenendo presente le esigenze di tutti. Se io non avessi fatto ricorso, mi sarei trovato magari successivamente una denuncia per omissione di atti d'ufficio, sarei stato costretto a dare le multe alle persone. Anche no, finché non abbiamo trovato delle aree gratuite dove la gente possa aspettare tranquillamente, senza andare a intasare il centro di Tessera, senza pensare al parcheggio per i veneziani, cioè, penso che sia più opportuno prenderci un attimo di tempo per discutere, per ragionare, fare un accordo, assolutamente questa è la nostra volontà. La cronaca, prima rapina un anziano non vedente, poi dei passanti lo inseguono. Alla fine il bandito viene arrestato dalla Guardia di Finanza. Un 67enne non vedente, rappresentante dell'Associazione Culturale Islamica La Pace, è stato colpito e rapinato del borsello a Mestre in pieno giorno. Il signore non vedente è molto conosciuto in zona perché è sua abitudine passeggiare qui durante il giorno, stava percorrendo questo attraversamento pedonale qui in via Milano quando è stato aggredito. Erano le 14:30 circa e dopo aver preso il borsello un 19enne veneziano senza fissa dimora e sotto l'effetto di stupefacenti ha iniziato a fuggire verso Corso del Popolo. Ma la sua fuga non è durata a lungo perché alcuni passanti, prima 2 donne e poi un uomo in bicicletta, hanno iniziato ad inseguirlo gridando, come ci racconta una delle protagoniste che lavora in zona e stava rientrando dalla pausa pranzo. Che noi urlavamo sotto il portico, c'erano delle persone che passeggiavano e continuavamo là, aiutateci, fermate, correte, fermatelo, zero. Vabbè. E quindi questo in bicicletta capisce,
praticamente mi pare che avesse sul cestino della bici una borsa, ha dato la borsa per correre più velocemente in bicicletta alla ragazza, che ha continuato a correre, e questo è andato avanti con la bicicletta. Attirati dalle grida, due finanzieri che rientravano dalla pausa pranzo hanno fermato in Corso del Popolo il giovane ladro, che con tutta probabilità nel momento della rapina era convinto che la sua vittima avesse prelevato la pensione dalle poste che si trovavano poco distante. È stato arrestato e oggi rinviato a giudizio. C'è sconcerto tra chi vive e lavora in zona e proprio nel giorno in cui arriva l'ok del Senato al DL Sicurezza qualcuno riscontra dei miglioramenti a Mestre, ma sostiene non sia ancora abbastanza, mentre c'è chi è più ottimista. Non succede da anni, si sente sempre dire, ma adesso che così in pieno giorno succedono queste cose è un po' allarmante per la cittadinanza e soprattutto per gli anziani. Male. Non c'è mai dei poliziotti, dei vigili che girano, non c'è mai nessuno qua. E qua la gente fa quello che vuole. Da una certa ora in poi chiaramente c'è difficoltà a girare per le strade, e specialmente qui nel Corso del Popolo, via Piave, eccetera. Tempo fa era peggiore, adesso è migliorato un po', però non tantissimo. Dura presa di posizione dell'Ordine degli Avvocati di Venezia contro il blocco della prescrizione dopo il primo grado di giudizio voluto dal Ministro della Giustizia pentastellato Alfonso Bonafede. Eliminare di fatto la prescrizione del reato, scrive in una nota il Presidente Paolo Maria Chersevani, non solo è contrario al principio costituzionale di ragionevole durata del processo, ma è soprattutto dannoso. Se i reati non si prescriveranno più, non vi sarà alcuno stimolo a concludere i processi in tempi ragionevoli. Oltre che nel merito, gli avvocati criticano il provvedimento anche nel metodo, ovvero un emendamento al DDL anticorruzione. Non è così, tuonano, che si riforma un istituto rilevante come la prescrizione. Dopo il blocco alle licenze dei take-away, giro di vite della giunta comunale sui plateatici per le attività commerciali. Stop alla concessione di plateatici a Venezia da parte degli uffici comunali. Ogni nuovo permesso da oggi dovrà essere espressamente autorizzato dalla Giunta. Noi ci siamo ripresi in questo modo l'autorevolezza del Comune, cioè il Comune decide se si deve dare o no la licenza. Se vengono date delle licenze sui plateatici è colpa del sindaco stavolta, non è più colpa delle tecniche che tanto era possibile. La nuova procedura, spiega il sindaco Luigi Brugnaro, fa parte del percorso di riordino delle diverse attività nella città storica, per decenni lasciate proliferare in una sostanziale anarchia. Per dare un segnale anche agli uffici e dare un segnale a tutti gli operatori che non c'è nessun automatismo, e noi invece vogliamo cominciare a fare le cose sul serio. Abbiamo anche tolto agevolazioni sulla Tari per quanto riguarda per esempio gli ostelli, che oggi sono diventati di fatto degli alberghi, anche se classificati in maniera diversa, o sulle case di residenza che vengono utilizzate per il turismo. Non si tratta di un provvedimento contro le categorie, sostiene il sindaco, con le quali tra l'altro dall'opposizione mi accusano ogni giorno di essere troppo generoso. E io mi faccio un vanto di difendere categorie di gente che lavora, altro è il laissez-faire piuttosto che la non regolamentazione. Abbiamo bene in mente alcune tematiche che stiamo trattando proprio con le categorie. L'ex professoressa di inglese del liceo Marco Polo di Venezia, Fiorenza Pontini, è stata condannata ad 1 anno di reclusione con pena sospesa. Era finita a processo con l'accusa di istigazione all'odio razziale. Ad accorgersi dei post sul suo profilo Facebook erano stati alcuni studenti che avevano informato i genitori e di conseguenza il dirigente scolastico. Tra i commenti si leggeva anche "bisogna ucciderli tutti", in riferimento alla notizia di alcuni musulmani che avevano sputato sul crocifisso di una chiesa a Venezia. L'accusa aveva chiesto una condanna a 15 mesi, ritenendo che i messaggi contenessero un grande odio verso queste categorie di soggetti e anche un'istigazione. Anche Confindustria Venezia si è attivata per dare il proprio contributo alle popolazioni venete colpite dal maltempo. Servono fatti concreti, non parole. A dirlo il presidente degli industriali marinesi a margine dell'inaugurazione della nuova sede estera di Unioncamere. Inevitabile affrontare la questione maltempo e i danni che hanno messo in ginocchio la nostra regione. Dobbiamo avere tutti una visione d'insieme, dobbiamo accompagnare le nostre aziende ad assistere questa popolazione che di fatto in questo momento ha vissuto una tragedia e la sta ancora vivendo, perciò bisogna dare un raggio di luce, e il raggio di luce si dà con i segni concreti.
C'è chi si è già attivato, ma per Marinese il progetto di aiuti non è ancora terminato, anzi, al vaglio ci sono una serie di iniziative da mettere in campo per dare una mano al territorio martoriato dal maltempo. Alcune aziende stanno già facendo delle donazioni, noi promuoveremo già in settimana delle donazioni che poi alla fine veicoleremo tutto al conto corrente della Regione. Ci faremo parte attiva, lo vorremmo fare, lo faremo di sicuro col Presidente Zoppas e con tutte le altre territoriali per avere un impatto un po' più importante. Verrà pubblicato a breve il bando per la realizzazione della gigantesca idrovora di Via Torino che metterà al riparo dal rischio idraulico la zona centrale di Mestre. Dopo 3 anni di lavoro, Comune di Venezia, Veritas e Consorzio di Bonifica Acque Risorgive hanno ultimato il nuovo piano delle acque per la terraferma, un'analisi completa delle reti idriche per definire i prossimi interventi di protezione del territorio dal rischio idrogeologico. Sono 66 criticità individuate nel territorio, nelle varie municipalità, interessano o solo la rete di bonifica o solo la rete privata o in alcuni casi anche la rete di fognatura, ma spesse volte la combinazione dell'interferenza di queste tre reti. Il piano individua per ciascuna di queste almeno una possibilità di risoluzione. Tra gli interventi che verranno realizzati nell'immediato futuro, il più imponente è la nuova idrovora di Via Torino, finanziata dai fondi del Patto per Venezia. Il bando di gara per la sua realizzazione sarà pubblicato a giorni. Si tratta di un'opera da 8 milioni di euro che consentirà la messa in sicurezza della parte centrale più densamente popolata di Mestre. Consideriamo che siamo al di sotto del livello medio mare, quindi una condizione di rischio c'è sempre ed è determinata dalla necessità di sollevare le acque per andare in laguna. Quindi alte maree e blackout energetici possono portare a una condizione di rischio. Approvato in mattinata dalla Giunta, il piano delle acque sarà ora presentato alle municipalità della terraferma e approderà poi in Consiglio Comunale. Ancora una notizia di cronaca: aveva fatto perdere le proprie tracce ma alla fine è stato trovato e arrestato dai carabinieri in Albania. Si tratta di un 47enne nato a Roma e residente a Milano, ritenuto colpevole di crimini commessi in Italia e destinatario di un mandato di cattura internazionale emesso dal Tribunale di Ascoli Piceno. Si sarebbe reso responsabile di diversi reati, una condanna di 6 anni e 6 mesi inflitta per truffe e ricettazione a danno di varie aziende. Un altro provvedimento è stato emesso invece dalla Corte d'Appello dell'Aquila per 5 anni di reclusione per bancarotta fraudolenta. Una volta arrestato è stato accompagnato al carcere di Tirana in attesa di estradizione. E continuano senza sosta i controlli dei carabinieri di Chioggia sul fronte delle violazioni in ambito di pesca e commercializzazione di prodotti ittici, sequestrato un ingente quantitativo di vongole. Dopo numerosi controlli, i carabinieri di Chioggia hanno sequestrato 500 kg di vongole senza documentazione, abbandonate da pescatori che alla vista delle forze dell'ordine si sono dati alla fuga. Mezza tonnellata di molluschi è stata invece recuperata nell'imbarcazione di un chioggiotto, sanzionato per 1.500 euro. Il prodotto è stato successivamente rigettato in mare per il ripristino del ciclo vitale. Stessa sanzione combinata a un altro pescatore, sorpreso con un quintale di alici senza documenti attestanti la provenienza a bordo della propria imbarcazione. Ma i controlli non si sono limitati ai pescherecci. Lunedì i militari hanno sanzionato per 1.500 euro il titolare di un bar di Chioggia perché conservava in cucina 35 kg tra pesce e carne privi di documentazione. Messo sotto sequestro, il prodotto è stato successivamente smaltito. Denunciato infine un ristoratore cinese titolare di un locale etnico a Sottomarina perché nei frigoriferi sono stati trovati carne e pescato in cattivo stato di conservazione. È il momento di fermarci per una brevissima pausa pubblicitaria, tra poco. Seconda parte dell'edizione veneziana dei telegiornali di Antenna 3, cambierà presto volto l'area centrale del Parco di San Giuliano che verrà ridisegnata per poter ospitare eventi di grandi dimensioni in piena sicurezza. La Giunta Comunale di Venezia ha finanziato con 1.300.000 euro i lavori per la realizzazione della nuova area destinata ai grandi eventi all'interno del Parco San Giuliano. Quindi
palco, quindi un percorso che sarà messo in sicurezza con tornelli, tutto un sistema di sottoservizi che ci permetterà anche di posizionare delle strutture che prima erano precarie e che quindi rendevano anche difficili quella che era la realizzazione degli eventi stessi. L'intervento verrà realizzato con la prima tranche di un finanziamento complessivo di circa 9 milioni dedicato al ridisegno dell'area del parco. Questo partirà per marzo, a modo che potremo sperimentare già quello che è la realizzazione del progetto con i primi eventi di quest'estate. Siamo allo sport, basket, l'Umana Reyer segna un'altra vittoria nella sua scalata di successi. Altra vittoria per gli Oro-Granata in Champions League. L'Umana Reyer espugna Bonn 84-94. È una vittoria molto importante perché vincere fuori casa è molto difficile in Europa. Siamo soddisfatti di questa vittoria, credo che abbiamo giocato una partita molto continua in attacco, soprattutto riprendendo bene nell'ultima parte il filo del discorso, sapendo dove andare ad attaccare, con tanti giocatori che sono stati bravi. Devo dire che alla prima parte abbiamo concesso dei canestri facili, ma Maio ha veramente giocato una partita di altissimo livello, siamo stati bravi, soprattutto vorrei spendere una parola per Andrea De Nicolau che terzo e quarto ha fatto una difesa molto solida contro di lui. Questo ci ha permesso di ritornare in ritmo partita, però ripeto, stiamo facendo un ottimo cammino, dobbiamo continuare. Mi è piaciuto molto l'atteggiamento di tutta la squadra nel combattere. 4 vittorie in 5 partite, secondo posto nel gruppo B, frutto di impegno e lavoro, a soli pochi giorni di distanza dalla vittoria casalinga con Bologna. Dobbiamo continuare, resettare, recuperare energie, perché ci aspetta poi subito adesso un'altra trasferta, un'altra partita. Si parlerà di maltempo questa sera a 20:10 insieme a Roberto Padrin, presidente della provincia di Belluno e sindaco di Longarone, e con Rudy Roffarè, segretario aggiunto della CISL Belluno Treviso. È tutto, vi lascio le previsioni del tempo, grazie per essere stati con noi, buona serata. Ben ritrovati al meteo. Giornata piuttosto grigia sulle nostre regioni, dove non mancherà qualche fenomeno. Vediamo dove. Sul Veneto avremo locali foschie o nebbie al mattino sulle pianure, ma in rapido dissolvimento col passare delle ore. Cielo molto nuvoloso e spesso coperto un po' su tutte le province, ma in genere senza ulteriori conseguenze. Temperature minime tra 10 e 13 gradi. Le massime invece oscilleranno tra i 14 e i 17 gradi. Vediamo ora che tempo farà sul Friuli Venezia Giulia. Anche in questo caso sarà possibile qualche foschia mattutina sulle vallate, ma migliorerà a partire dal pomeriggio. Altrove il cielo si manterrà grigio e anche spesso nuvoloso, ma non sono previste precipitazioni degne di nota. Temperature minime tra 11 e 13 gradi. Massime comprese invece tra 15 e 18 gradi circa. Vediamo infine la situazione meteorologica del Trentino Alto Adige. Anche sulla nostra regione sarà molto nuvoloso ovunque e non saranno da escludere anche dei locali piovaschi a carattere sparso ma piuttosto frequenti. Qualche spazio soleggiato in più soltanto sulle Alpi di confine. Temperature minime tra 10 e 13 gradi. Massime comprese invece tra 12 e 15 gradi. Per ora è tutto. Un saluto dal meteo di Antenna 3.